Io sottoscritto deposito le mie memorie scritte negli ultimi mesi su suggerimento dei miei avvocati, memorie scritte al fine di raccontare tutta la verità. Inizia così il memoriale di Filippo Turetta, reo confesso di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, su cui si è incentrato gran parte dell'interrogatorio di circa 6 ore davanti alla Corte d'Assise di Venezia. 80 pagine, in parte scritte a mano, consegnate presso il tribunale mercoledì scorso, in cui il 22enne di Torreglia racconta cosa l'abbia portato a uccidere Giulia. I momenti di rabbia perché non accettava la fine della storia, la dipendenza totale nei suoi confronti. Io avevo incentrato tutta la mia vita su di lei, scrive. Quello che facevo era perché in qualche modo la riguardava. Un processo di idealizzazione che quando la relazione finisce lo porta a un crollo totale. Senza di lei si legge ancora e quando scrive lei lo fa sempre utilizzando la maiuscola, mi immaginavo una solitudine eterna che avrei dovuto vivere e temevo quella più di qualsiasi altra cosa. Avevo concentrato la mia vita su di lei. Turetta ripercorre nelle pagine gli ultimi mesi, integrando o modificando alcune parti, riprese poi in aula, con lunghe pause tra una risposta e l'altra, e in cui sono emerse alcune contraddizioni, soprattutto nella descrizione di quanto accaduto la sera dell'omicidio tra Vigonovo e Fossò e i giorni seguenti. Racconta quando inizia a maturare l'idea il 7 novembre, prima di rapire Giulia, poi di ucciderla se le cose non fossero andate come lui sperava, scrivendo una lista di cose da fare e da acquistare. Avevo pensato di rapire lei e poi successivamente, dopo qualche tempo, sì, toglierle la vita. Turetta faticherebbe a ricordare precisamente cosa sia poi accaduto prima a Vigonovo, poi a Fossò. Non so se l'ho colpita col coltello, scrive riferendosi a quello spezzato, ma suppongo di sì. Eppure in aula il suo avvocato evidenzia come quel coltello non risulti essere stato utilizzato per colpire Giulia. Turetta però non sa spiegare il perché. Poi scrive di Fossò, sembra in preda alla furia e al panico. Poi verso la fine il pentimento. Voglio pagare e prendermi tutte le responsabilità, scrive. Ho fatto la cosa peggiore che potessi fare, non potrò mai restituirle la vita e restituirla alla sua famiglia ed è terribile. Faccio fatica a riconoscermi, mi dispiace tanto, scusatemi per tutto questo, conclude. Ora saranno i giudici a stabilire quale sarà la pena che Filippo Turetta dovrà scontare.